Ha una risonanza nazionale ma anche mondiale perché c'è un video caricato su YouTube che testimonia ciò che accade. Stiamo parlando di una vicenda a noi conosciuta che si protrae da più di mezzo secolo, che oggi fa indignare tutta Italia e non solo, finendo sulle maggiori testate di informazione. È la bella e maledetta spiaggia agrigentina di Punta Bianca, candidata a diventare riserva naturale, ma ammalata, deturpata e minacciata dalle esercitazioni militari. Una zona chiamata anche poligono di tiro drasi, su cui durante tutto l'inverno scorazzano jeep, camion blindati e truppe di uomini in assetto da guerra. Un addestramento pericoloso e nocivo, come denunciato da Claudio Lombardo, in testa all'associazione ambientalista Mare Amico. In questi luoghi inseriti nella regione siciliana tra le zone immodificabili e da tutelare. Un posto, tra le altre cose, che si trova a poca distanza dalla Valle dei Templi, patrimonio dell'umanità. Queste sono alcune delle ogive che abbiamo trovato l'altro giorno dopo le esercitazioni, il resto sono a mare, ma questo è quello che succede da 58 anni in quei luoghi. Le vibrazioni hanno causato la distruzione della falesia, in un posto che va tutelato. La regione siciliana lo ha individuato come futura riserva naturale, da lì debbono andare via. Noi non siamo contro l'esercito, noi diciamo che vadano a esercitarsi in un altro posto. La provincia di Agrigento ha già dato, hanno per tanto tempo negato queste evenienze, invece noi le abbiamo riprese e ormai non si può più negare nulla. Ormai questa storia la conoscono tutti, il Canale 5, Rai 1, TGcom, le visualizzazioni di Repubblica hanno raggiunto 50.000 visualizzazioni e noi altri 10.000. Ormai nessuno può dire di non sapere nulla. E nei prossimi giorni le associazioni ambientaliste agrigentine consegneranno un dettagliato dossier al Ministro dell'Ambiente e all'assessore regionale al territorio, attraverso il quale racconteranno cosa succede dentro queste aree. E intanto nei prossimi giorni 26, 27 e 28 maggio l'ARPA regionale continuerà le indagini ambientali presso l'area di Idrasi e nel mare Prospicente, al fine di ricercare sicuri inquinamenti causati dalla violenza delle esplosioni nel tempo.